All'indomani della presentazione all'aeroporto Marco Polo di Venezia del progetto di realizzazione del primo vertiporto del Veneto a Chioggia, il sindaco della città Mauro Armelau torna a parlarne. Delle infrastrutture che riguarderanno il vertiporto se ne occupa Urban V, società nata dalla collaborazione tra gli aeroporti di Venezia, Bologna, Roma e Nizza proprio per gestire la mobilità urbana nel futuro. Le potenzialità dei droni, abbiamo visto, possono essere molteplici, dal trasporto merci al trasporto persone, ma soprattutto trasporto in ambito sanitario, quindi medicinali urgenti o trasporto di organi per interventi salvavita. Molteplici le potenzialità, ma il fatto che si stia pensando al vertiporto non significa affatto, ribadisce il sindaco, che venga meno l'impegno nell'agire per risolvere le problematiche decennali della nostra viabilità ordinaria. La Romea in primis e poi il collegamento ferroviario con Padova e Venezia, il raddoppio dell'Arzerone, oltre che la messa in sicurezza di tanti tratti di strada che attraversano il nostro territorio. Il drone non va certo a sostituire l'utilizzo delle strade, ma Chioggia non può farsi trovare impreparata a questa sfida. Si tratta di un treno che noi non possiamo perdere. Non disperdiamo l'attenzione dal successo che sta suscitando questo progetto, un collegamento diretto non solo con l'aeroporto di Venezia, ma anche con altre città. Un orgoglio per Chioggia, un orgoglio per i cittadini e per le categorie economiche e turistiche. E conclude: il mio impegno è e resterà massimo, nessuna questione, nessun ambito a partire dalla viabilità che riguarda la nostra città verrà lasciata indietro.